Ciao! Da oggi inizia il nostro nuovo viaggio alla scoperta di prodotti tipici italiani attraverso il mondo degli gnocchi. Ogni settimana uno gnocco diverso, una nuova idea per fare degli gnocchi buonissimi, dove l'ingrediente principale sarà un prodotto tipico italiano, molto particolare e difficilmente conosciuto. Oggi iniziamo con uno gnocco di patate al Frante. Il Frante è un formaggio friulano di recupero. Infatti viene fatto con le forme di formaggio che magari hanno fermentato un pochino e quindi si sono un po' gonfiate. All'interno viene messo del pepe, viene tutto rimacinato, rifatta la forma e ristagionato. Questo formaggio molto malleabile lo utilizziamo per il nostro gnocco di patate. Oggi iniziamo con uno gnocco di patate semplicissimo, quindi patate bollite, schiacciate. Andiamo a mettere farina e un uovo che ci serve per tenere un pochettino di più la consistenza in cottura, vedrete poi perché. Il Frante lo amalgamiamo con le mani tranquillamente e ne ricaviamo una salsiccetta di questo tipo. Quindi stendiamo la nostra pasta degli gnocchi a circa 2 cm di spessore, mettiamo il nostro rotolino e andiamo a fare una salsiccetta che a sua volta conterrà il Frante come ripieno. Questa salsiccetta la si cuoce in poca acqua bollente salata, quindi potete utilizzare anche una padella perché troppa acqua consentirebbe troppo di galleggiare a questo gnocco e potrebbe rovinarsi in cottura. Ecco quindi il nostro gnocco cotto con il Frante all'interno che possiamo affettare e servire per esempio su una tavolettina come questa con del miele sopra aromatizzato al dragoncello. Il miele va semplicemente scaldato a circa 80 gradi senza farlo bollire, mettete il dragoncello, lasciate in infusione per un pochino, lo riportate a scaldare e lo servite caldo sullo gnocco e sicuramente mangerete un ottimo piatto dal gusto deciso del formaggio e dalla dolcezza del miele aromatizzato al dragoncello. Ci vediamo alla prossima puntata, non mancate altra regione, altro prodotto tipico, altro tipo di gnocco.